Nei giorni scorsi i sindacati di categoria CGL, CISL, UIR, Nursind, RSI e Nursing APA hanno scritto una dura lettera al direttore generale dell'ATS, Fulvio Moirano, denunciando il mancato rispetto dell'impegno di potenziare il personale dell'ospedale San Francesco di Nuoro, in cui alcuni reparti come geriatria, medicina e ortopedia stanno costringendo gli operatori a turni massacranti. Alla lettera vanno allegato anche le fotocopie dei turni di servizio. Nella missiva si chiedeva al manager della sanità sarda di provvedere quanto prima a rimpolpare gli organici del nosocomio nuorese. Oggi, a stretto giro di posta, arriva la replica dell'ATS che confuta le accuse dei sindacati di mancato rispetto degli impegni presi, con una nota in cui vengono elencate le delibere che hanno consentito l'assunzione di nuovo personale. Nel documento si rileva che a partire dal 28 aprile sono stati assunti a tempo determinato 26 collaboratori professionali sanitari e infermieri, a tempo indeterminato 3 tecnici di radiologia medica già assegnati alla struttura complessa di radioterapia a supporto del nuovo acceleratore lineare inaugurato nei mesi scorsi. A tempo indeterminato sono stati assunti un dirigente medico nella disciplina delle malattie dell'apparato respiratorio, 2 dirigenti medici nella disciplina di psichiatria, un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza. Inoltre, continua la nota dell'ATS, si è provveduto alla proroga per ulteriori 6 mesi dei contratti a tempo determinato in scadenza dal 31 marzo al 31 maggio 2017 di 70 unità lavorative tra dirigenti medici, infermieri e altre professioni sanitarie. L'ATS ricorda ai sindacati che è in corso di completamento un monitoraggio reparto per reparto di tutte le strutture sanitarie dell'isola. Si tratta, sottolinea il direttore generale Moirano, di un lavoro di analisi dettagliata che sinora è stato fatto solo in Veneto. L'obiettivo, conclude la nota, è evidenziare criticità e punti di forza all'interno di ogni struttura e agire di conseguenza. Successivamente, se emergeranno eventuali carenze, si potrà procedere con l'autorizzazione a nuove assunzioni.